Eccoli 2, 3, sui motori 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio di Miami che scatta adesso con buono spunto questa volta da parte di Kimi Antonelli, ma super da Charles Leclerc che va all'esterno per prendere, deve bloccare Leclerc perché sono arrivati a ruote fumanti sia Verstappen. Cosa succede davanti? Si è girato Verstappen, sono arrivati come due furie Verstappen e Antonelli. Leclerc è stato super intelligente, ha alzato il piede prima, ha capito che i due di fianco facevano patatrack, testa coda in partenza per vedere come ha fatto Max Verstappen a rigirarsi in un centesimo, un millesimo, però che errore da parte di Max Verstappen, ruote fumanti e ruote bloccate anche per Kimi Antonelli. E attenzione perché Leclerc è leader del Gran Premio di Miami, con Antonelli che adesso è sotto attacco delle due McLaren, con grande azione che c'è lì dietro nelle retrovie con Leclerc, Antonelli, Norris, Oscar Piastri. Attenzione Lewis Hamilton, ruota a ruota con Franco Colapinto, il contatto con Colapinto che è passato, e Verstappen che è nel gruppo, nel caos adesso con Liam Lawson per l'ottava posizione. La macchina di Lewis, danneggiata la macchina di Lewis. c'è un peggio di macchina volato via, o quella di Lewis o quella di Colapinto. Comunque sarà poi con la Sky Sport Group con Ivan Capelli, mentre Lewis Hamilton va a attaccare Colapinto per riprendersi la posizione. Attenzione Russell, si fa vedere con Oscar Piastri, Sainz che prova a proteggere la posizione su Max Verstappen che va dentro, non ci pensa due volte Max, non vuole perdere ulteriore tempo e passa, ne approfitta forse Albon per infilarsi all'interno. Che inizio di Gran Premio, che Formula 1, che spettacolo! È vero show, perché questo è tutto vero.